Giovanni Del Ben, medico forense, grazie, nostro opinionista in seno alla sanità. Bentrovati. Iniziamo il 6° anno di ospitalità a Telepordenone con una buona notizia. Finalmente al CRO di Aviano è stata riconfermata la qualifica di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico attribuitagli il 31 luglio 1990, giusto 25 anni fa. Questi IRCS sono istituti scientifici di ricerca biomedica che hanno un doppio riconoscimento, regionale e nazionale. Il CRO di Aviano adempie adeguatamente il suo compito di essere istituto tumori di valenza nazionale, tant'è che circa la metà dei suoi pazienti, quelli in cura presso il CRO, quindi, vengono da fuori Regione Friuli, prevalentemente, ma non solo, dal Veneto. Forse è fuori luogo rendere tortuosa la strada ai pazienti che, anche dal vicino Veneto, vogliono essere in cura presso gli oncologi del CRO o avvalersi delle sue alte tecnologie diagnostiche o terapeutiche. Ma il CRO di Aviano, proprio perché IRCS, ha compiti di ricerca e alta formazione in oncologia. 9 anni fa è nata l'idea di costruire un campus, anche come foresteria per giovani ricercatori e per altri professionisti, per lavorare o ulteriormente formarsi in oncologia. Questo campus è praticamente pronto, finito e, come l'immagine dimostra, la sua completezza. Spetterà al Ministero della Salute e ancor più alla Regione consentirne l'attivazione e il pieno utilizzo. È ovviamente una questione di assumersi i costi di gestione e consolidarne le finalità. Queste scelte dovrebbero essere fatte nel piano oncologico regionale che da 17 anni aspetta di essere rinnovato, per fare definitiva chiarezza sul ruolo regionale e nazionale dell'IRCS oncologico e attivare e sviluppare collaborazioni anche con il mondo universitario per istituire o rilasciare masters in oncologia. La ricerca oncologica del CRO non può essere sacrificata perché marginale nei confini regionali, ma potrebbe essere valorizzata e potenziata con una visione di nord-est, nel quale Aviano si trova in una posizione geografica di centralità. Alcuni anni fa, come vediamo nell'immagine, facemmo un convegno sull'importanza degli IRCS oncologici di Friuli, il CRO di Aviano, e del Veneto, lo IOV di Padova, perché avessero collaborazioni e sviluppassero sinergie. Penso che quella proposta sia ancora valida e attuale e utile al futuro della ricerca scientifica in oncologia e una ulteriore speranza per coloro che dovessero incontrare quella malattia nel loro cammino di vita. Grazie, veramente grazie all'amico Giovanni Del Ben, medico forense e nostro opinionista in campo sanità.